Sabato 8 giugno 2019 all'interno dello spazio Campolmi del Museo del Tessuto di Prato si è conclusa a pochi minuti l'inaugurazione della mostra personale della scultrice pratese Monica Antonelli. Il titolo della mostra è La fine, puntini puntini l'inizio, e poi l'autrice che è qui accanto a me che fa il suo debutto nei nostri incontri con l'arte e quindi necessita anche di un approfondimento biografico indispensabile. Ma questo lo farà Rossana Corsi, direttore artistico della Galleria Il Cesello di Pietrasanta, che i nostri telespettatori ovviamente conoscono molto bene perché da quando è stato aperto questo spazio espositivo abbiamo seguito molte mostre e quindi ci ha segnalato lei questo vernissage e noi puntualmente lo proponiamo ai nostri telespettatori. E noi abbiamo conosciuto una mattina Monica, però oggi è riconoscibile perché era in tuta nella fonderia, sembrava più un uomo che una donna, invece una bellissima donna, e questo ci ha sorpreso oggi, è stata la prima sorpresa. La seconda ovviamente aver visto questo spazio di dimensioni imponenti completamente colmo di opere. È difficile che questi volumi possano essere completati da altri volumi in maniera razionale, ma Monica ci è riuscita, credo con l'aiuto della galleria che l'ha supportata non solo in fonderia per la realizzazione dell'imponente opera che vedete alle nostre spalle, della quale ci parlerà ora Rossana e della quale parleremo anche sabato prossimo in un'altra occasione importante. Buonasera Fabrizio. Sì, effettivamente Monica è riuscita a sistemare benissimo le opere in questo spazio molto importante. Abbiamo dato una mano perché, sai bene, insomma, abbiamo fatto moltissime mostre e nel poter piazzare bene le opere, perché è giusto avere gli spazi per poter vedere a 360 gradi ciascuna opera, perché Monica avrebbe tante più opere da poter esporre, è una fucina di idee, ha bellissime sculture. L'opera alle spalle l'ha realizzata in fonderia, come hai detto tu, vestita davvero uomo, come hai detto, anche se è una bellissima donna, e l'ha realizzata da sola, a mano, tutti i giorni, venendo in fonderia, modellando la creta, che sembra, ma è molto difficile, soprattutto su queste dimensioni, riuscire a rispettare le proporzioni e creare questo capolavoro. Monica ha veramente delle grandissime capacità. Allora, io ho fatto un'anticipazione, non so se lo possiamo svelare, così possiamo anche invitare i telespettatori a partecipare, almeno quelli che sceglieranno, come tantissimi italiani e turisti provenienti da ogni parte del mondo, di ricordare Leonardo da Vinci nella città dove nacque, cioè a Vinci, dove sabato prossimo Verrà esposta la stessa scultura in bronzo nella chiesa in cui è stato battezzato Leonardo da Vinci. Ci sono tutta una serie di eventi e abbiamo deciso con il dottor Rinaldo Denti di fare questa esposizione all'interno della chiesa. Bene, allora benvenuta nelle vesti di bellissima signora. Perché col cappello da operaio, con la tuta e anche molto impolverata, oggi sei irriconoscibile rispetto a quel personaggio. Però credo la vera Monica sia quella che tutto il giorno, come ci ha detto Rossana, aggredisce la materia, l'accarezza, ma l'aggredisce in questo caso mi sembra più proprio. Sì, come definizione. Diciamo che è più un aggredire, un aver bisogno di trovare uno sfogo. E quindi sembra un voler aggredire, però è il mio modo di lavorare, ecco. Ovviamente la tua forma di espressione artistica non ha compiacimenti, tu hai degli obiettivi, dei messaggi forti da comunicare e non guardi alle mezze misure, non filtri niente, vai diretta come un cazzotto che potrebbe anche mettere knockout l'interlocutore. Sì. Perché? Da cosa emerge questa forza, forse questa rabbia, non lo so. C'è un po' di tutto, probabilmente è l'essere me stessa fondamentalmente. Posso piacere, posso non piacere anche a livello personale, però sono così, mi mostro per come sono. E le sculture sono un mezzo per rappresentare la vera Monica.
e quindi anche le ferite che ritroviamo sia nelle sculture più rappresentative che le sculture un pochino più evanescenti come possono essere i nodi o i tessuti, c'è sempre la presenza della ferita che ritorna, e quindi di questa tecnica antica giapponese del kintsugi, di trovare nella ferita la luce, quindi di trovare sempre una via d'uscita, e questo è un po' quello che mi ha segnato, insomma, chi mi conosce sa il mio percorso di vita e sa che sono profondamente sentite queste cose. Chi ti conosce sa che anche il titolo La fine e l'inizio non è casuale. Non è casuale, infatti è nato prima il titolo della mostra stessa, perché fa parte di un ennesimo grosso cambiamento della mia vita, e da questo cambiamento ho voluto ancora una volta e ho potuto trovare una luce in fondo al tunnel che mi sta portando a fare delle scelte importanti. Allora, oggi c'erano tanti personaggi, c'era Franco Bertini che forse è il più grosso collezionista d'arte non solo di Prato ma della nostra regione, c'erano tanti tuoi colleghi artisti, però tu hai voluto chiamare alla postazione dalla quale veniva presentata la mostra un personaggio per te importantissimo, e poi ci hai spiegato la storia, ma ora la dovresti sintetizzare anche per i nostri telespettatori. Il punto di unione tra noi è stata ancora una volta una scultura, ed è questa scultura, Forza Amore. Io ho rappresentato me stessa, però Rinaldo Denti ci ha visto la sua storia, la storia della sua famiglia, la storia del suo bambino, e quindi, come dire, le nostre storie si sono inevitabilmente fuse a questo punto, incrociate, e ne è nato, penso, qualcosa di importante. Penso che Rinaldo sarà presente anche sabato prossimo a Vinci. Certamente, certamente. Quando io ho visto per la prima volta quest'opera ho proprio sentito dal cuore quello che volevo esprimere, che non sarei mai stato in grado di esprimere con nulla, neanche con un film, in una semplice opera d'arte, tutto quello che la mia famiglia esprimeva nei confronti di questa piccola grande disgrazia che c'era successo. Un vaccino, ahimè scaduto, aveva trasformato il nostro figlio in un bambino autistico, ma poi con una semplice lavanda gastrica la speranza è ritornata ed oggi questo bambino è rinato. Quindi abbiamo voluto aiutare quest'artista e vorremmo portare in giro per il mondo questa battaglia a mo' di Gandhi, silenziosa, elegante, senza clamore, una battaglia d'arte nella quale noi vogliamo dire che c'è sempre speranza, tanta speranza, anche per i bambini che hanno questa patologia. Noi siamo riusciti a guarirlo. È stato un miracolo forse, ecco perché l'opera è Forza Amore, Divino Amore, quel luogo magico che c'è intorno a Roma dove avvengono questi miracoli. Noi siamo credenti, crediamo nei miracoli, e quindi abbiamo voluto anche contemporaneamente ringraziare l'artista per quest'opera e partecipare anche al suo successo. Noi casualmente siamo anche investitori d'arte, veniamo dalla Svizzera, e voi qua in Toscana siete, è inutile dirlo, non bravi, bravissimi. Prima di passare la linea alla regia per le interviste raccolte nel corso del vernissage, a partire dall'intervento che ha fatto e poi l'intervista che ci ha rilasciato l'assessore alla cultura del Comune di Prato Mangani, e poi Antonella Nannicini, che oltre a essere la presidente di Arcantarte ha scritto un testo introduttivo nel catalogo che ora vi mostrerà la regia, che troverete in distribuzione al Museo del Tessuto, in particolare nello spazio Campolmi. Allora, qui alla Campolmina, all'ingresso della Biblioteca Lazzarini, all'ingresso del Museo del Tessuto, dentro il Polo Campolmi, inaugura oggi la mostra di Monica Antonelli, che sarà possibile visitare fino al 20 di giugno, in orario pomeridiano, dalle 5 del pomeriggio fino alle 23, con una piccola pausa dalle 20 alle 21, durante la quale questo spazio recentemente recuperato sarà chiuso. Ci sono moltissime opere di questa scultrice, artista di stanza a Prato, il tema è la fine e l'inizio, e credo che ciascuno potrà trovare un motivo per ritornare dopo averla vista una prima volta.
È stata la scultrice Antonella Nannicini, presidente dell'Associazione di Promozione Culturale Arcantarte di Prato, a presentare Monica al pubblico, un pubblico numeroso, e d'altronde questo spazio è difficile riempirlo, non solo di opere ma anche di pubblico, e Monica ha centrato oggi questi due obiettivi perché lo spazio Campolmi, pur essendo il pomeriggio di un sabato di estate, possiamo dirlo, ha battuto la concorrenza del mare e ha indotto molti pratesi e non solo a venire all'inaugurazione della sua mostra. Vuol dire che è brava, è una donna determinata. Sì, è molto brava. Avvenire sicuro, lo possiamo. Senz'altro, Monica è molto brava, è ancora molto giovane, per cui può fare ancora molta strada. Quello che affascina di Monica è la sua capacità di rinnovarsi di continuo. Io l'ho seguita, facciamo tutte e due scultura, siamo capitate in mostre insieme collettive, siamo capitati nei stessi ambienti di scuola della scultura e ho visto veramente una ricerca continua, una ricerca interiore proprio, che poi trasmette nelle sue sculture, basta dare un'occhiata. Sculture a volte anche un po' scomode, pungenti, che però non lasciano assolutamente indifferenti. Così per caso, trovandomi a casa sua, ho visto le sue ultime opere e gli ho proposto di fare una mostra tramite l'associazione che presiedo, che è un'associazione che fra le tante cose promuove anche eventi di arte, mostre di artisti emergenti e di arte inclusiva. Questo ci tengo a dirlo perché noi lavoriamo tanto con l'Unione Ciechi, con ragazzi con autismo, e la possibilità di toccare l'arte è fondamentale per queste persone. Qui in questo caso faremo delle visite guidate su alcune opere per i ipovedenti, non vedenti e anche per persone normodotate, perché la scultura accarezzata ha un altro valore. Noi come associazione facciamo proprio una mostra che si chiama Accarezza l'arte, che quest'anno è la terza edizione, in cui generosamente degli artisti ci danno le loro opere e noi le mettiamo in mostra a Palazzo Vai. L'anno scorso c'era anche Antonella con una di queste sculture, poi da lì si è riallacciata un'amicizia che ci ha portato a questo risultato. Che altro aggiungere? La mostra è bellissima, è una cosa come io ho inteso la fine e l'inizio. Monica ha la sua spiegazione. Per me un artista quando finisce un'opera si sente svuotato, completamente svuotato, è come avesse partorito. Ecco, giusto 3 punti, poi si riparte con una nuova idea e questo lo auguro di continuo a Monica perché ha veramente tante capacità. Fra il pubblico del vernissage, Francesco Beccastrini, pittore, una presenza un po' anomala perché a Prato è la prima volta che ti incontriamo, tu abiti a Fiesole, fai parte di gruppi artistici che gravitano nell'orbita della città di Fiesole e della città di Firenze. Ti chiediamo il perché della tua presenza oggi nello spazio Campolmi di Prato. Dunque, io conosco da anni Monica perché lavorava per Giunta Editore, poi ha fatto questa grande scelta che direi l'ha premiata, di lasciare la professione e di dedicarsi all'arte che tra l'altro esprime al pieno. Condivido tutto quello che è stato detto perché francamente sono delle opere molto belle e credo che avrà tanto da esprimersi ancora. Io gli faccio gli auguri più cari. Una mostra e appunto ripeto opere veramente degne di essere osservate e di essere viste e anche non solo a Prato ma anche fuori della Un'artista brava, una donna coraggiosa perché di solito molto, si abbandona l'arte per scegliere un posto sicuro, tranquillo. Lei viceversa invece, questo che cosa vuol dire secondo me? Vuol dire che ha una grande forza, quindi grande coraggio, grande forza e tanta voglia di fare, perché io conoscevo le sue opere di qualche anno fa e devo dire che recentemente oltre a una grande produzione ha anche migliorato positivamente tantissimo. Complimenti veramente a Monica. Colgo l'occasione per ricordare ai telespettatori gli orari di apertura al pubblico della mostra che ha ingresso libero dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23.